Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale questa volta con l'errore di Columbus Gaps mentre va davanti Corcovado. Numero 5 Cooper sbagliato anche GV Cooper squalificato, GV. numero Seconda 1 posizione, Columbus William Gaps Vick. squalificato. L'errore di Corcovado. Numero 11 Cornelia OP squalificato, numero per 4 OP. Corcovado squalificato. Così, dopo i primi 300 metri di gara in vantaggio c'è Zoello nei confronti di Zuveti CCSM, all'esterno William Vick, mentre è partito bene Zephyr delle Badie, viene in terza ruota invece Vortice Leo, anticipato da Zephyr. E c'è la rottura numero di 12 Zephyr delle Badie, e così Vortice Leo si porta deciso su Zoello, attacca, quindi il favorito esce di scena perché è stato squalificato. Ripetiamo, numero 12 Zephyr delle Badie, regge squalificato. Però Zoello, l'assalto di Vortice Leo che lo impegna nuovamente dopo 800 metri in 1 minuto e 7 decimi, preso ovviamente dalla testa, e i due procedono in pariglia, sempre seguiti da Zuveti CCSM e William Vick, poi all'esterno anche Bono Jet, valli che hanno completato in 1:16.3 un chilometro iniziale molto veloce. In vantaggio si mantiene Zoello nei confronti di Vortice Leo, alla corda e Zuveti CCSM, poi in terza posizione Victor Leo, all'esterno sono Clark Vick e Bono Jet, via via gli altri. Situazione che non cambia tatticamente, più pariglie, sempre con la prima formata da Zoello e Vortice Leo che a 600 dal palo sono sempre alle prese. C'è intanto il tentativo in terza ruota di Bono Jet che scatta, lo scatto di Bono Jet a 500 dalla conclusione, viene via in terza corsia, supera Vortice Leo in calo, si porta all'attacco di Zoello, Bono Jet in grado di avvantaggiarsi già all'attacco della curva conclusiva, è inseguito da Ferriboco. Ferriboco si lancia all'inseguimento di Bono Jet mentre cala anche Zoello. Completamento della piegata, Bono Jet ha un paio di lunghezze di margine su Ferriboco che prova l'aggancio a 100 dalla conclusione. Ferriboco si lancia all'esterno, attacca Bono Jet che si difende ma insiste ancora Ferriboco sul palo, in grado di passare, mentre per il terzo finisce bene all'interno Victor Leo a battere Zuveti CCSM. Andiamo a rivedere dunque l'arrivo di questa seconda tris che Ferriboco e Emanuele Matteini riescono a portare a casa piegando a fil di palo Bono Jet. I due scattati sulla retta delle scuderie hanno dato vita a un bel duello finale con l'attaccante Ferriboco che passa infine su Bono Jet, mentre per il terzo Victor Leo ha ragione di Zuveti CCSM. Il successo quindi per Ferriboco e Emanuele Matteini in salchi e al training per conto della scuderia Bindi di Bindi.